Buonasera a tutti gli amici che seguono l'Associazione Culturale Onebu. Siamo come ogni venerdì alle ore 19 puntualissimi in compagnia di Natalia Guiso, che ci porterà in 2 siti in una visita guidata di quelle che fa lei alla sua moda. Voi la conoscete su Facebook come Nati Gui, Nura Viganne. Come ti è venuto in mente, Natalia, questo nome? Con mia sorella, Ah, praticamente viaggiare in quel senso, ah, viaggiare per eh. luoghi, per siti. Era carino e poi era un po' sardizzato, quindi abbiamo praticamente coniato un nuovo termine. Sì, in effetti io ho delle difficoltà per chiamarti Natalia. Sembra un nome più spagnoleggiante, invece Nati. Bellissimo perché è il nome di mia nonna. Ah, ecco, ecco. Quella. Bene, bene. Tutti mi Allora, segui ormai. Natalia, tu hai scelto per oggi 2 siti archeologici assai antichi, perché parleremo di menhir in una zona, dell'Ogliastra, e poi parleremo, invece, più vicini a noi a Cagliari, diciamo al centro della Sardegna, parleremo di ruinas con una domus. Quindi ci racconterai tutto. Allora mandiamo la sigla e poi saluteremo i nostri amici ascoltatori. Perfetto. Bene, eccoci qua. Allora, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, sono sempre tantissimi, ci seguono ogni venerdì. Noi siamo nati 7 anni fa e ormai si sono abituati. Il venerdì sera c'è Unebu, la nostra associazione culturale, insomma, che grazie al cielo continua ad andare avanti, grazie all'aiuto, insomma, noi non prendiamo contributi pubblici, siamo legati ai nostri soci, sostenitori, che ci seguono da tanti anni, insomma, insieme a loro ci divertiamo assai. Saluto naturalmente, oltre ai nostri soci Onebu, tutti coloro che ci seguono dalla Sardegna, da oltremare, le associazioni culturali. Tra l'altro a Onebu ci sono degli associati che arrivano da tutta Italia. Da poco c'era la nostra amica Masiero, la chiamo per cognome, da Padova, che si è associata col marito. Loro hanno una farmacia e ci seguono, si sono appassionati della Sardegna e spero che arrivino in Sardegna, insomma, per portarli personalmente a fare qualche visita guidata. I nostri amici del Circolo di Madrid, il Circolo di Cnusa con Gianni Garbatti e tutte le altre associazioni, insomma, che ci seguono con affetto. Stasera abbiamo Nati Gui, abbiamo Natalia. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare tutti quanti e voglio ringraziare Vina Sossardoso, chi sono emigrato, chi si chiama Pierluigi da un 7 anni e chi li manca a Sardegna e chi voi un pacchetto si intende in domessoro. Oh, che bello! Mi sembra di sentire mia mamma e mia nonna, che sono i Tirese, sono logudoresi, sono di famiglia, diciamo, nei pressi di Sassari, di Tattari, e quindi parlano proprio in quel modo. Quindi quando si parlavano, adesso purtroppo sono tutte morte, però vabbè, quando si parlavano con le sorelle, avevano proprio quel linguaggio che è meraviglioso, la tonalità, insomma, il Io e la logudorese. madre. Il logudorese mi piace più del campidanese, non dovrei dirlo perché io sono di Cagliari, però così è. Vabbè, per me è un abitué la lingua con cui sono cresciuta, quindi per me è normale. Quindi mi piaceva un po' fare anche un saluto nella lingua di questa terra meravigliosa. Sì, tra l'altro mi hai detto che solo con me parli in italiano, perché lì in famiglia normalmente Sì, parli la tua lingua, con te, con i quindi professori, con le amiche, anche con il mio medico, io parlo in sardo.
perché da noi è normale, siamo cresciuti così. Poi io sto sempre con mia nonna e quindi io mi segno tutte le parole che lei conosce antiche, quindi lo faccio da più di 10 anni questa cosa. Mantieni una tradizione che altrimenti sparirebbe. Abbiamo bisogno di persone come voi. Va bene, allora io direi che possiamo iniziare la nostra trasmissione. Ok, Allora, tu devi parlare oggi di Domus de Janas, quindi un periodo antichissimo della Sardegna, sono delle necropoli, e poi dei menhir ogliastrini. Hai individuato un sito che ci racconterai stasera, e quindi parliamo dell'età della pietra che si incrocia con l'età del rame, quindi stiamo parlando di un periodo di oltre 5.000 anni fa, giusto? Allora, ti lascio la parola così inizi a introdurre questo argomento. Allora, volevo fare un piccolo excursus. Quindi diciamo che i primi nuclei delle Domus Deianes nascono nelle facce sottocultura di San Ciriaco, quindi verso il 4200 a.C. Quindi siamo nel Neolitico recente, invece hanno proprio un'esplosione, diciamo. La Sardegna in quel periodo è un periodo di di ossidiana che viene esportata a tanti villaggi, c'è una crescita esponenziale in tutta la Sardegna, e quindi stiamo parlando del periodo della faccia e sottocultura di San Michele, di Ozieri. Ozieri? Sì, sì, sì. Sì, di San Michele, perché anche se sviluppata in tutta la Sardegna, nella grotta di San Michele a Ozieri vengono ritrovate tantissime delle ceramiche, e poi se andate a vedere queste ceramiche sono meravigliose. Perché poi Ti fermo un attimo. Allora, qualche anno fa intervistai il mio professore, io mi sono laureato con il professor Ugas, lo invitai a una serata a Onebu, purtroppo non riuscimmo a registrarla. Pensa che lui ci fece vedere una ceramica proprio di San Michele di Ozieri, e la mise a confronto con delle ceramiche trovate a Monte d'Accoddi, vicino a Sassari, no? Dove c'era questo vaso bellissimo, con dei personaggi femminili raffigurati che danzavano, e quindi era la rappresentazione di Suballo Dundu. Io mi sono emozionato tantissimo. Esatto. È un peccato non aver registrato questa trasmissione, perché stavamo parlando di Suballo Dundu di 5.000 anni fa. Esatto, esatto. Ma Poi mi attaccherò anche a questo dopo, quando ne parleremo. parleremo. Ah, molto bene, molto bene. Sì. Va bene, scusa se ti ho interrotto. Vabbè, prosegui. Ci mancherebbe pure. Allora, quindi, come abbiamo detto, questo periodo è un periodo di grande espansione per la Sardegna, e quindi diciamo che comunque le Domus Deianas più antiche sono quelle monocellulari, poi con il passare del tempo hanno ovviamente più camere, più vani, fino ad arrivare a 40, 39, 37, come quella di Anghelurui, Montessu o Ispiluncas. E bisogna anche dire che hanno due tipi di ingresso, ipogeico e epigeico. Ipogeico a pozzetto verticale, sono quelle che chissà quante volte noi ci passiamo sopra, quelle che magari non sono ancora state scoperte, invece le altre sono quelle che noi siamo più abituati a vedere, che vediamo direttamente il portello. Si pensa che la differenza tra questi due è che sia stata all'inizio, magari avevano paura che venisse profanata, invece poi c'è stata proprio un'esplosione di riti, e quindi non nascondevano più, diciamo, le tombe. Le Domus Deiana sono anche costituite da figurativi, che sono per esempio pilastri, sono banconi, finestre, e invece poi ci sono gli elementi religiosi magici, che sono per esempio le protomitaurine, le spirali, e quindi diciamo che sono fantastiche, meravigliose. Comunque, per poter Quindi, capire. aspetta, ti fermo un attimino, perché tu prima mi hai parlato, e stasera ne parleremo, dei menhir aniconici. Siccome è una parola un pochettino difficile, allora stiamo parlando del fatto che
Nel periodo delle Domus de Janas sono iconici, nel senso che le loro icone, ossia i loro simboli, le loro rappresentazioni sono ben precise. Invece poi ci avventureremo nei menhir, che sono aniconici, quindi non hanno nessun tipo di simbolo, e quindi quando i nostri ascoltatori sentiranno questa parola capiranno che stiamo parlando di pietre senza simboli, mentre quelle iconiche sono le pietre con i Sì. simboli. Però Scusa c'è se ti ho interrotto di due nuovo. sorprese. Sì. No, no, tranquillo, però c'è qualcosa di bellissimo che mostreremo insieme ai menhir, di Va molto bene, particolare. va bene. Mi dirai Ok, tu poi quando comunque, iniziamo con le immagini, eh? sì, fra pochissimo. Va bene. Volevo dire che le Domus Deiana sono delle grotticelle, in Sardegna ne esistono 3500, 230 sono decorate e sono scavate pietra su pietra, perché questo è stato, diciamo che non ipotizzato, ma comprovato dal fatto che abbiano trovato, per esempio ad Ispilunkas hanno trovato Picconi di scavo. delle picconi, martelli, ha trovato tutti i tipi di strumenti che servivano anche per realizzare le protumi, sia incisione, sia rilievo, e quindi con l'archeologia sperimentale, che è un'archeologia nuova dove praticamente fanno degli esperimenti oggi, riproponendo quello che facevano centinaia e migliaia di anni fa, e quindi quando l'esperimento va a buon fine sono quasi certi di quello che Sì, loro utilizzano le di tecniche quello antiche che per si provare a realizzare, insomma, gli edifici. Esatto, sì. esatto. Poi alcuni pensano che che abbiano la forma di nave, però chi le studia da 40 anni ha ipotizzato che trovando anche, non solo perché ci sono degli elementi figurativi che rimandano proprio alla casa, anche perché a Serralinda, l'Inta a Sedilo, hanno proprio trovato la planimetria di una capanna che è simile ad una Domus Deianos, quindi questo diciamo, rafforzato il fatto che si pensi che sia la riproduzione delle case Dei dei vivi. defunti per la vita Sai nell'aldilà. che... Dunque, se vuoi possiamo iniziare. aspetta, ti racconto un piccolo aneddoto. Sai che io ogni tanto organizzo delle gite, no? Delle escursioni, insomma, con il nostro gruppo, dove andiamo a visitare i siti archeologici. Questa che è nominato di Sedilo, questa Domus, ci siamo divertiti tantissimo, perché per arrivarci bisogna arrampicarsi un pochettino. Hanno messo delle funi, quindi le persone dovevano, insomma, aiutarsi con queste funi per salire e scendere da queste domus. Ora, siccome la nostra età non è quella di baldi ventenni, ma siamo tutti ultra sessantenni, ti lascio immaginare 50 persone che vanno come se fossi in un ponte tibetano per fare una visita guidata, e ci siamo divertiti insomma tantissimo. E lì ho trovato proprio questa domus che stai descrivendo, dove quando si entra c'è un soffitto fatto a raggiera, e insomma ci siamo tutti chiesti che cosa rappresentava. Va bene, allora io direi che ormai siamo quasi un centinaio, quindi possiamo tranquillamente partire con le nostre immagini. Andiamo, poi dimmi tu quando devo girare le immagini. Qua stiamo presentando il luogo, così almeno le persone sanno più o meno dove si trova. Si trova nella regione dettata a Marmilla, nell'Oristanese, nel paese vicino è praticamente a qualche chilometro da Ruinas. Puoi avanzare? Ok, qua ha proprio indicato il mio socio, ha indicato benissimo dove si trova vicino Sì, lo a. salutiamo. Ciao Cesare, ti salutiamo. Grazie per aver preparato insomma questa puntualizzazione con le immagini. Esatto, puoi avanzare. Qua cioè, si vede proprio la vicinanza con il paese. Infatti ringraziamo il padrone che ha lasciato un cancello, così le persone possono entrare e uscire tranquillamente senza
dover scavalcare o comunque entrare in una proprietà privata senza permesso. Sì, ne Poi approfitto, scusa, per dire una cosa. Quando ci si avventura per siti, capita spessissimo di trovare dei cancelletti legati con una corda e mi è capitato più volte di trovare questi cancelletti aperti. Allora, io chiedo la cortesia a tutti coloro che vanno a visitare i siti, quando entrano, una volta che aprono il cancelletto, di richiuderlo e legare la corda, perché molto spesso in questi luoghi ci sono degli animali e non devono uscire, altrimenti poi il proprietario deve andare alla ricerca di questi animali che se ne vanno subito insomma, dai terreni. Quindi ricordatevi, aprite il cancello e poi chiudetelo legandolo come l'avete trovato. sì, Va sì, bene, è andiamo proprio, avanti. guarda, lo volevo io dire dopo, perché volevo dire anche Scusami, oggi ti sto hai detto interrompendo troppo. benissimo. Una Mi cosa che bisogna, taccio. questa è la planimetria proprio di Serralinta, cioè è l'originale, è la planimetria del villaggio. Quindi da qui si è desunto proprio che le Domus Deiana siano la riproduzione della Casa dei Vivi. Che poi io quest'anno sto seguendo etruscologia e il professore ci ha spiegato che le case magari dei vivi non erano così belle come quelle destinate poi ai defunti, perché comunque la vita nell'aldilà era una vita eterna e quindi doveva essere più, diciamo, una vita più comoda, una vita lunga, cioè l'eternità comunque puoi avanzare. Qua. Eccola. Bene, è bellissima la ricostruzione di questa ragazza, uh, Maria Meloni, che ha fatto il disegno e che è meraviglioso. Puoi andare avanti perché adesso Sì, qui iniziamo i vediamo nostri. che sono due edifici, un edificio rettangolare con tetto a doppio Sì, spiovente e un edificio semicircolare con tetto a capanna, diciamo come le nostre pinnettas. sì, Mm. a raggiera, con i traviti a raggiera. Questa è la facciata, quindi è stata costruita su una roccia. Puoi andare avanti così vediamo nel dettaglio che di particolare ha il dromos, cioè il corridoio, che ci accompagna fino al portello di accesso verso l'anticella. Per andare avanti, qua vabbè, ci sono io così mostriamo anche la magnificenza e quanto è grande e maestoso questo corridoio. Io ho un po' il dubbio che il portello di accesso magari col tempo abbia perso, sia stato un pochettino ingrandito, però chissà. Sì, Comunque, perché in effetti generalmente le porticine delle Domus Deiana sono abbastanza piccoline, però esatto. chissà, magari è stato riutilizzato in epoca un pochettino Sì, più sì, moderna e quindi l'hanno ampliato. fanno da subito e anche per quello che sì c'è questa datazione, però noi sappiamo che loro le riutilizzavano da subito, quindi generazione dopo generazione loro le riutilizzavano, quindi magari scopriremo che sono ancora più antiche, piano piano, come già si è fatto, ogni volta che scoprono qualcosa, di nuovo poi le retrodatano. Sì, qui sia a Cagliari noi abbiamo Tuvigedo, sia a Sant'Antioco dove ci sono i gruttai, che ormai non ci sono più, fino agli anni 70 venivano ancora utilizzate come casette, quindi ci Eh, vivevano dentro purtroppo senza acqua e senza luce, però insomma sì, anche riuscivano con insomma. Domus Deianas ce n'era un annuolo che durante la prima guerra mondiale o la seconda, forse dalla seconda veniva utilizzata come casa. Quindi, allora, qua, allora, dopo il dromos, la prima cella si chiama anticella e di solito è la cella dove vengono incise le figure magico-religiose. Questa Domus Deiana di Ruinas è particolarissima perché in questa foto noi possiamo vedere il focolare, poi dopo vedremo anche nel dettaglio sulla destra, vediamo delle coppelle che adesso non si vede bene, le abbiamo messe nelle altre slide, sono perfette,
sembrano davvero fatte a mano. E poi ha una particolarità che viene ritrovata in pochissimi domus, ha le finestre. Questa Domus Deiana ha 2 finestre a destra e a sinistra incise. Puoi andare avanti così. Qua abbiamo fatto una bella panoramica e a destra e a sinistra, oltre la cornice del portello, si possono vedere le due finestre. Purtroppo questa camera era dipinta con ocra rosso. Oggigiorno noi ne abbiamo visto pochissimo, quindi io faccio un appello, spero che dovrebbero essere tutte tutelate, ma almeno queste che sono meravigliose, io spero che vengano davvero Sì, un po' tutelate. protette. Sì. Perché gli agenti atmosferici purtroppo quando entrano in contatto con le pitture Esatto. le deteriorano proprio immediatamente. Poi noi tante volte abbiamo trovato prima l'intonaco e poi abbiamo trovato per esempio l'ocra rosso o il colore nero, quindi sappiamo che le Domus Deianas venivano anche intonacate. Puoi avanzare? Sì, aspetta un attimino, ecco qua. Via. E qua vediamo nel dettaglio proprio che una finestra è incisa, è meravigliosa. Io allora sono abituata anche a vedere delle coppelle, però in questo caso io non so se sono delle coppelle originali o se hanno fatto qualche lavoro, magari le hanno riutilizzate poi nel tempo per altre cose, perché non mi è sembrata, perché ho visto la perfezione di quelle del piano di calpestio e quindi non lo so se questa è originale, questa coppella che si può, vediamo intravedere nella foto. Puoi andare avanti. Qua praticamente vediamo nel dettaglio le 2 coppelle grandi e le coppelline piccole. Puoi andare avanti. Ti sei chiesta perché cosa potevano servire le coppelle? Allora, io ho sempre pensato che loro utilizzassero o degli amuleti oppure anche tipo degli incensi, degli oli, qualcosa di rituale che richiamasse gli spiriti, qualcosa del genere. Ho pensato, eppure o anche magari qualcuno utilizzata anche per illuminare comunque la domus, però più penso per qualcosa magico-religioso, diciamo. Quindi per depositare delle offerte o Sì, comunque sì, degli io amuleti. Mhm. invece che dirti sei fatto. Poi ti spiego questa foto. Beh, le coppelle, secondo me ci sono vari tipi di utilizzi. Uno è sicuramente quello di depositare delle offerte. In alcune coppelle invece si poteva mettere l'acqua per riflettere il sole oppure la luna, insomma, per fare dei rituali con lo specchio. Lo specchio fa parte del mondo della magia, quindi però la conferenza devi farla tu. Quindi io ti faccio le domande e poi ti ascolto molto volentieri. Quindi, Le idee nell'ambito religioso, allora io ho avuto uno dei docenti di archeologia, di cui non farò il nome neanche sotto tortura, che mi diceva sempre, Pierluigi, guarda, quando la religione prende il posto dell'archeologia, io non faccio più parte di questo studio. Quindi fino a quando tu mi parli di reperti, quindi di cultura materiale, ti ascolto. Appena entri nel mondo del sacro e quindi nella religiosità, stai dicendo delle cose che non perché non stanno né si, in cielo né in terra. quindi si può solo ipotizzare, aveva anche ragione. Sì, 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 così è, però siccome a tutti noi sardi piacciono le tradizioni popolari, quindi Noi siamo veramente ci, una ci lasciamo tradizione. suggestionare. Ecco, Francesca dice, per me le coppelle contenevano l'acqua. Sì, ma una volta che metti l'acqua nelle coppelle, per che cosa la usi? Cioè non basta mettere l'acqua o mettere le offerte, bisogna anche spiegare perché la stai mettendo l'acqua. Ok, Eh, andiamo avanti, dai. Pochino perché sono passati davvero millenni. Qui stai Comunque sì, facendo. Cosa stai facendo qui? Sei allora, coricata? siccome fra un po' vedremo una cosa fantastica, noi dove possiamo, per poter fare la foto del soffitto, praticamente usiamo mettere un telo e poi ci stendiamo e facciamo la foto. Però io in questo momento, questo è uno scatto rubato perché io
Sì, mi sono messa lì per fare la foto, ma vi giuro che io sono stata 5 minuti che non riuscivo neanche a parlare, perché sì, so che riprende il soffitto ligneo, ma a me in quel momento è sembrato l'universo. Io sono stata emozionata, per fortuna non mi ha fotografato di faccia perché qualche lacrimuccia è anche scesa, Ti sei perché emozionata. è stata, sì, mi emoziono sempre. Chi mi conosce pensa che sono un po' fissata, però è stata davvero un'emozione grandissima. Poi adesso vedremo anche perché. Andiamo avanti. Eccola. Ok, qua si vede il soffitto in tutto il suo splendore. Tecnicamente va bene, il soffitto è costituito dalla trave e poi da travetti che partono a raggiera, però se noi vediamo qua, vabbè, la camera è diciamo che ovalizzante, loro hanno inciso i contorni del tetto, quindi ti provoca un'emozione davvero indescrivibile perché noi l'abbiamo vista e abbiamo detto è stupenda. Da quella posizione io mi sono sentita, forse non ho neanche più sentito Cesare se mi stava parlando per 5 minuti, è stata un'emozione davvero grande. Puoi andare avanti Ascolta, ce ne perché sono altre in quelle che hai visto o se magari ne hai studiato qualcuna. In quali altri posti ti sei imbattuta in queste domus che hanno il soffitto decorato, insomma, in questa maniera? allora ne abbiamo visto a Ossi, Ok. abbiamo visto, eh, no, ma ne abbiamo visto tante altre. Il socio mi aiuti perché con i nomi a vabbè, Sincantu è Ah, il plus ultra. Sincantu. Però Sincantu me la Sì, sì, sì. ricordo con le travi nella parte Esatto. rettangolare. Beh, io parlo proprio di queste fatte in maniera circolare. Ah, sì, mi hai già detto Forse quella di Sedilo? sì, allora, quelle di Sedilo sono un po' difficili. Noi le abbiamo viste entrambe le due necropoli, però erano piene piene di acqua. Circolare forse lui. Infatti, come sta dicendo, che io mi ricordi, forse è l'unica circolare che abbiamo visto con l'incisione del tetto. Mm. Comunque, qua Qui si vede abbiamo un po' meglio. oscurata per mostrare proprio in dettaglio, perché comunque purtroppo sta svanendo con il tempo. Puoi andare avanti. Qua va bene, abbiamo fatto le fotografie delle coppelle, sono di varie dimensioni, sono davvero fantastiche. Puoi andare avanti. Ok, qua abbiamo ovviamente il portello, però questa foto l'abbiamo fatta per mostrare il focolare, che è davvero molto bello, solo che era una Domus Deiana purtroppo piena di terra. Puoi andare Sì, avanti. ecco, Pasquale ci aiuta, adesso me l'ha fatta ricordare, a Ossi si chiama Meso e Monte, sì, sì. Sì. Noi ultra enni ogni tanto ci dimentichiamo No, tantissimi ma nomi. forse perché noi abbiamo avuto la fortuna di vedere più di 500 siti, poi con i nomi io mi devo scrivere tutti, infatti io quando faccio anche i miei post io mi devo scrivere tutto, perché Certo, hai la certo. fortuna anche di vederne così tanti, magari avresti. Vedrai quando diventerai più grande, avrai la nostra età, che ti svaniscono tutti i nomi anche se ti riscrivi, perché non ti ricordi più dove hai messo il blocchetto. Più o meno sono un po' così in questo periodo, tra lezioni, lavoro e tutto. Comunque qua abbiamo messo nel dettaglio la cornice della portello che porta alla camera principale e in questo portello si può vedere benissimo il solco per l'incastro della pietra di chiusura. Io ho la fortuna di vederne anche una nel mio paese, c'era ancora in loco la pietra di chiusura, però poteva essere anche fatta di materiale comunque deperibile. Deperibile, quindi in legno, anche se pesante, il legno poi scompare. Esatto. Quello che ho notato in questa Domus Deianas è che manca di solito noi vediamo in mezzo nella parte inferiore, vediamo quella canaletta. Io ho sempre pensato che servisse
per infilarci un rametto e fare da leva e poter rialzare così la pietra di chiusura. In questo caso manca, quindi magari in qualcuna la mia ipotesi può essere veritiera, in altre non lo so come facessero. Essendo oltre 3.000, quindi 3.500. andiamo avanti. Quella che poi conosciamo. Qua siamo nella seconda camera, che è la camera principale. Quindi la camera principale di solito veniva usata per attuare i riti, e qua possiamo vedere nella nostra sinistra, vediamo proprio il vano che veniva utilizzato per seppellire i propri morti. Si pensa anche, è stato ipotizzato che i morti venissero dipinti di rosso. Questo perché? Perché il rosso non è solo morte, ma è anche la rinascita, perché se noi pensiamo a come veniamo al mondo, a quanto le nostre mamme soffrono e quindi le dobbiamo solo ringraziare perché hanno sofferto tanto, noi nasciamo attraverso il sangue, quindi Sì, attraverso sì. la violenza, quindi anche la rinascita. Poi Il colore, il rosso è il colore del sangue e della vita, si viene al mondo immersi di sangue, certo. Quindi loro capivano esattamente qua. È una delle poche foto che siamo riusciti a fare per mostrare il soffitto. Qua, per esempio, c'è il trave ed è a doppio spiovente. Ci sono incisi i travetti. Purtroppo questa si vede di meno dell'altra, quindi si vede che entra troppo acqua, magari il vento, purtroppo sono passati Sì. Gli agenti atmosferici nel giro di 5.000 anni, 6.000 anni hanno fatto sparire Esatto. Qua nel tante dettaglio decorazioni. possiamo vedere il pilastro subrettangolare, i due tronconi, e nel troncone principale, cioè nel troncone sopraelevato, vediamo nella parte alta, vediamo una protome taurina stilizzata, anche se Cesare ha un'altra idea. Mi ha detto, e se fosse, hai presente, mi ha detto, il trave che si appoggiava sul pilastro e il pilastro è a forma di V, la parte dove viene appoggiato il pilastro. Ho capito. Una forcella per l'incastro del pilastro. Molto Esatto, interessante, bravo Cesare, ne terremo conto. esatto. Io va bene, penso sia una protome, lui però ha avuto quest'idea, questo pensiero, comunque anche il giorno guardando le foto, puoi andare Certo. avanti. Ma una non esclude l'altra. Vedi qua però un po' può avere anche ragione, perché nel dettaglio si vede proprio l'incisione che arriva esattamente a combaciare con la V della protome stilizzata, quindi per lui potrebbe essere quello, per me ovviamente una protome taurina. Naturalmente. Qua nel dettaglio è fantastica, è ancora bellissima. E poi abbiamo avuto una fortuna, perché questa esplorazione noi l'abbiamo fatta a gennaio e adesso dirò anche perché siamo stati fortunati. Puoi andare avanti. Vabbè, qua abbiamo voluto mettere nel dettaglio il vano dove venivano deposti i defunti, quindi erano luoghi proprio dove Sì, loro... ricordiamo che sono delle tombe singole, cioè a differenza delle tombe di giganti, che sono tombe collettive dove si trovano decine se non centinaia di scheletri, le Domus de Jonas erano dei luoghi molto riservati, sono piccole e elitarie, cioè riusciamo a distinguere il corredo funerario del defunto uno per uno, perché si trova nelle vicinanze dello scheletro. Invece nelle tombe di giganti questo è un pochettino più difficile, perché insomma i corpi deposti sono tantissimi. Esatto, puoi andare avanti. Vedi a che cosa abbiamo assistito? Praticamente noi siamo arrivati che saranno state le 10, verso mezzogiorno abbiamo assistito proprio al fascio di luce, praticamente ha superato 2 portelli, e poi l'immagine della luce veniva proiettata nel piano di calpestio, ma sembrava oro. Io
sembrava una cosa surreale. Se vai avanti si può vedere anche, vedi il fascio di luce? E noi abbiamo poi scoperto, allora lì ci saranno 10 centimetri di terra. Poi quando io avevo fatto il post un paio di mesi fa, sono andata a leggermi un libro molto famoso e ho scoperto che c'è un focolare anche lì, molto vicino. Quindi ho pensato, e se un mese prima, durante il solstizio d'inverno, colpisse esattamente il focolare? Certo. Se non Vai qualche, si se non vede. qualche coppella. Sì, o era sembrava un focolare dal disegno che ho visto, però poteva essere anche una cappella, vedi? No, intendo dire non il focolare sì, va bene, ma intendo dire a volte le coppelle si mettono nel pavimento davanti all'ingresso proprio perché vengono investite dalla luce e se lì metti l'acqua, la luce si riflette poi all'interno della camera. Potrebbe essere anche quello, perché lì per lì c'erano 10 centimetri e non ci siamo resi conto. Poi una volta a casa, quando io sono andata a rivedermi la Domus de Janas, ho scoperto tramite un disegno di una famosa professoressa che qua c'era un focolare, una coppella, e quindi noi abbiamo pensato, e se il mese prima colpisce esattamente quello? Ed era la prima volta, nei nuraghi siamo abituati a vederlo in alcuni Anche nei pozzi, pozzi, sì. però so che in alcune Domus Deiana succede, ma questa era la prima volta che noi abbiamo avuto la fortuna di Di assistere a questo. assistere. Oh, bellissimo. Sì. Questo è un disegno che ho fatto io della planimetria, tra una lezione ed un'altra, comunque corretto. Non è precisissimo, l'ho fatto in 5 minuti a mano e spiega esattamente il dromos, qual è, l'anticella che ha forma, diciamo, subcircolare e poi la cella principale che ha forma rettangolare e il vano poi dove veniva e poi dove si trova esattamente sia il focolare che il pilastro subrettangolare. Ok, qua. Nati che ci saluta. Va bene, allora adesso quindi dopo aver visto le Domus de Joan che ricordiamo iniziano nel quinto millennio avanti Cristo, quindi durante la cultura sanciriaco, vanno avanti per tutto il Neolitico, entrano nell'età del rame e naturalmente abbiamo anche detto, sei stata chiarissima nel dire che sono state riutilizzate anche nelle epoche successive, perché poi anche le catacombe romane diventano. Certo, abbiamo questa problematica. Invece con il menhir, sì, solo una cosa, che sì, quando le persone vanno a visitare le Domus Deianas non devono mai, e poi mai, a me lo disse anche toccare i un simboli. appassionato, mi disse, non toccare, non bisogna mai, ovviamente lo sapevo, non bisogna mai toccare nessuna incisione, perché come le stiamo ammirando noi, hanno diritto anche i nostri figli, i nostri nipoti di poter ammirare questo, perché altrimenti si consuma già il tempo, le rovine. Quindi Allora, da una poco, precisazione che volevo. qualche mese fa, ho fatto una trasmissione sulle Domus de Joanas in cui è intervenuta l'archeologa Nadia Canu, che se ci sta seguendo saluto, bravissima archeologa, e mi diceva che in una delle Domus, Sapala Larga di Bonorva, sono stati fatti degli No, esperimenti per vedere il deterioramento dovuto alla presenza umana all'interno della tomba. Praticamente uno staff di una decina di persone sono entrate per fare dei rilievi insomma, per vedere un po' questa tomba e hanno calcolato che l'influenza che hanno lasciato all'interno, la loro presenza e le loro tracce sono rimaste per 40 giorni. Quindi pensa a è vero. un gruppo di persone quotidianamente, mattina e sera, che entra dentro le tombe. Si rovinano, insomma, in un batter d'occhio. Va bene. Esatto. Allora, Alcune. adesso passiamo ai menhir. Ok, dove ci Ok. troviamo? Allora, principalmente volevo dire che la parola menhir deriva dalla bretone e significa pietra lunga. In sardo noi le chiamiamo perdara fittasa, però io a Lula le chiamo preta, ighita o ifirchita, perché nel mio linguaggio si dice così.
e anche loro si sviluppano soprattutto nel Neolitico, si sviluppano nel Neolitico recente, però hanno una grande espansione nel Neolitico finale, ma poi anche fino all'età del rame. I menhir di cui parleremo oggi si trovano nel territorio di Tortolì, nell'Ogliastra, puoi andare avanti, e io sono andata a leggermi alcuni, qua ho scritto anche Santa Maria Navarrese perché poi vedremo una cosa bellissima. Comunque, all'inizio i menhir sono andata a leggermi che erano 15 in principio e una addirittura, la maggior parte sono in granito, uno era in porfido rosso. Purtroppo ho letto anche che nel 2005 uno è stato portato via e poi ho letto che alcuni sono stati già riutilizzati nel periodo nuragico per costruire una delle due tombe dei giganti che c'è vicina, che noi il giorno non eravamo riusciti a vederla perché questo sito noi l'abbiamo visto in estate. In estate praticamente i siti li puoi vedere dalle 7 alle 9 di sera. Infatti ho un vestito, ma solo perché prima ero al mare, ma sotto c'ho gli scarponi e anche i pantaloncini, eccetera, quindi perché non volevo perdere molto tempo. Sì, mi viene da pensare adesso che hai parlato dei menhir riutilizzati in epoca nuragica, nelle tombe di giganti, che c'è una tomba di giganti vicino a Nuragus, mi sfugge adesso il nome, a Nurallao, scusa, c'è la tomba a Iodda, tomba dei giganti, che era fatta completamente, la parte interna era fatta da tantissimi menhir che sono stati proprio utilizzati come pietre per fare le pareti. Ora bisogna capire, e io ne sono convinto, se questi menhir sono stati riutilizzati per dare ancora più sacralità al sito oppure perché erano già pronti. Io suppongo che i nuragici conoscessero insomma il valore dei menhir e quindi un edificio sacro come le tombe di giganti dovesse avere un pezzetto della storia precedente proprio per renderlo ancora più prezioso, un po' come hanno fatto anche nelle chiese, che ogni tanto nelle pareti delle chiese troviamo insomma dei reperti ancora più antichi che sono un riutilizzo, certo. Anche alcuni Anche nei nuraghi. Sono stati riutilizzati, è vero. Io sono della tua stessa idea. Qua va bene, abbiamo messo sempre la cartina per mostrare in quale parte della Sardegna ci troviamo. Puoi andare avanti. Qua, ecco, ok. Tortolì. Insomma, al centro del golfo di Arbatax, Tortolì, eccetera, eccetera. Ok, allora momentaneamente in loco se ne possono visitare 5. Ho letto che alcuni sono stati rialzati negli anni 70. Uno invece si trova adagiato a terra e poi ci sono i pesi, diciamo, e sono vicino ad una pietra votiva meravigliosa che poi vedremo. Praticamente io quella zona è forse una delle zone dove ho visto più pietre votive costruite in quel genere, perché ce n'è una a Il Bono e poi io ho messo anche quella di Santa Maria Navarrese perché l'avevo fotografata. Qui va bene, c'è la disposizione, puoi andare avanti. Qua c'è l'allineamento che è quasi, quasi perfetto, poi magari quando le hanno rialzate un pochettino le hanno spostate, però i 3 menhir sono diciamo perfettamente allineati a nord-sud. Per andare avanti. Scusa, sono tornato indietro. Ok. Ok, qua mostriamo il menhir numero 2. Aniconici ovviamente è perché non hanno nessuna, non sono tipo quelli di Laconi. Laconi? Sì, che comunque sono figurati, sono scolpiti. E qua c'è la bellissima pietra votiva che ha praticamente 4 coppelle molto, molto grandi. Poi dopo cercherò di dire quello che ho letto e si suppone a che cosa potessero servire questo tipo di pietre votive. Puoi andare avanti.
qua si vede nel dettaglio, e poi nella foto che c'è dopo mi è stata regalata da un amico perché l'ha fatta in inverno, e qua si può, oltre che vedere le 4 coppelle maggiori, possiamo vedere le piccole coppelle che sembrano un universo, sembrano. Io ho anche il timore che fosse un pochettino più grande, pensando a quello di Santa Maria Navarrese, ho pensato che magari fosse spezzato, non lo so. Però, È possibile perché ha gli angoli troppo netti, quindi probabilmente faceva parte di una pietra più grande. sì, Andiamo avanti. esatto. Ok. Poi chissà, perché comunque sappiamo che i menhir erano allineati, ma sappiamo anche che venivano messi in cerchio. Quindi in questo caso saranno stati allineati o saranno stati messi in cerchio? Qua si vede Può darsi che ci fosse anche una funzione diversa, perché i circoli megalitici spesso sono anche circoli funerari, mentre sì, gli sì, allineamenti dei menhir sono legati forse, chissà, a qualche ciclo agricolo, a qualche astro. esatto. Quindi No, infatti ho letto un paio di libri dove dice, cioè, spiega proprio, non spiega, però cerca di spiegare quali potrebbero essere state le varie funzioni di tutti questi menhir. Comunque puoi andare avanti così vediamo bene. Questa è la parte posteriore, l'altra è la parte anteriore. Poi se vai avanti ci sono io e Cesare, in base alla mia altezza, è riuscito più o meno a misurare. capire se fosse alta, a misurarlo, è 3,70 m. Cioè io, Fuori terra, 3,70 m fuori terra, poi entrerà anche un pezzetto dentro, no? sì, senz'altro, perché comunque avevano, si pensa a 2 funzioni. La prima è reggersi, e poi anche, essendo di solito si pensa che fosse la parte maschile andasse a fecondare la madre terra. Quindi una delle ipotesi è anche quella dei menhir. Quindi Qua un va bene. rituale fertilistico, un accoppiamento fra le divinità, diciamo, del cielo e la Dea Madre, che è la divinità della terra. Molto Esatto, interessante. esattamente. Qua vediamo sempre in dettaglio il numero 3 che è ancora a terra, e poi il numero 4, poi puoi andare avanti. E questo è quello più lontano, che noi l'abbiamo nominato numero 5. Puoi avanzare, lui è un po' curvo, quindi noi abbiamo preso la misurazione rispetto alla mia altezza, però è un po' ricurvo, è un po' crollato, quindi è un po' caduto, diciamo, verso. Ascolta, sono facili da raggiungere per chi volesse Sì, andare a vederli in macchina? sì, sì, sì. Ok, Sono praticamente nella statale, sulla 125. Allora, qua abbiamo misurato che è 4,60 m, in base alla mia altezza, è enorme, accidenti. è molto grande. Comunque, praticamente, leggendo, ho letto. Ti ho perso un attimo, ho perso il collegamento. Va bene, mentre ripristina il collegamento Natalia, perché si è bloccata, torniamo un attimo nella foto precedente. Ecco, Che adesso ti ho ripresa. Ok, Ok. vai avanti. Andare avanti così vediamo anche adesso mostriamo la pietra votivo, l'astra coppellata di Santa Maria Navarrese, che si trova proprio dentro il paese. Praticamente quando stavano facendo dei lavori vicino alla chiesa, hanno proprio estratto questa enorme pietra con delle coppelle. Hanno trovato anche un'altra reliquia con delle ossa, e si pensa fosse di qualche santo. Comunque questa è la coppella. Questa non ha coppelline piccoline, ma ha 11 coppelle enormi. E se vai avanti. Mi ricorda un po' anche quella di Oschiri, dell'altare di Santo Stefano. Sì. Alex ci chiede i menhir scusami, Alex ci chiede i menhir a quale periodo risalgono? Allora, i menhir risalgono al Neolitico recente, anche se hanno anche loro la diffusione nella cultura di San Michele di Ozziri,
4000 avanti Cristo, però la loro maggiore diciamo utilizzo è stato nel Neolitico recente, ma fino però all'età del rame vengono utilizzati. Allora, c'è da dire anche questo, che si pensa che la cultura megalitica in Sardegna sia stata portata dal nord. E può essere anche vero, però la differenza è che noi in Sardegna abbiamo più di 1000 menhir, più di 300 dolmen e poi abbiamo Limuri, il circolo di Limuri, e poi abbiamo Monte da Coddi. Quindi unicum, cioè in un periodo dove si era diffuso il megalitismo, però in Sardegna ha una particolarità, cioè sono davvero particolari i siti che si possono trovare in questo periodo. Quindi era un periodo di grande floridezza. Comunque qua nel dettaglio possiamo vedere le 11 coppelle, che alcuni pensano questo. Molte persone pensano che venissero fatti dei sacrifici di animali, invece altre persone hanno pensato che fossero delle macine che sempre riguardo diciamo, ai diritti religiosi, però legati alla madre terra, perché la cosa principale che rendeva un popolo grande era il fatto che loro avessero l'abbondanza e grazie a questo l'abbondanza sia poi in questo periodo non c'erano i metalli, quindi l'abbondanza diciamo nei raccolti e quindi sappiamo che ci sono migliaia e migliaia di unità. Oggi purtroppo non sono arrivati molti villaggi, però sappiamo che in quel periodo in Sardegna la popolazione c'erano tantissimi villaggi. Quindi diciamo che la maggiore si pensa maggiormente che i menhir rappresentassero la parte maschile, poi come ho detto tramite l'infissione nel terreno sulla terra si potesse così chiedere attraverso e fecondare la madre terra, solo che ho letto che un viaggiatore nel 1773 che aveva fatto 3 anni viaggio in Sardegna, Fua mi sa che si chiama, lui raccontava che in Sardegna utilizzavano, quindi stiamo parlando del 1773, utilizzavano erigere proprio dei menhir e poi loro ci facevano dei balli intorno e a me ha fatto pensare a due cose. Uno, sul punteggio di Sant'Antoni, che noi ancora oggi, va bene, oltre a fare il rito, si sale sopra la prova di coraggio, noi come cittadini usiamo ballarci intorno e soprattutto nonna mi dice che il ballo sardo non era come si fa adesso sbagliato, ma il ballo sardo si faceva in tondo, perché così le persone si vedevano faccia a faccia, si conoscevano. Quindi ho pensato che magari anche il nostro ballo sia un qualcosa che arriva da così lontano, perché già lui, se aveva queste testimonianze che in Sardegna erigessero dei pali e poi ci ballassero intorno, quindi facessero una sorta di rito religioso, un rituale, sì. Quindi è un qualcosa di arcano comunque. Allora, qua va bene, possiamo vedere in dettaglio. Volevo dire anche che in Francia molte donne che non riuscivano a concepire i figli utilizzavano, cioè sfregavano il loro ventre nel menhir per poter così rimanere incinte. E poi ho letto che in Sardegna si raccontava proprio in questo sito, un'anziana ad uno studioso aveva raccontato e poi il nostro presentatore mi ha spiegato che anche lui ha assistito ad uno di questi riti. Sì, tra l'altro l'ho anche presentato come progettino di studio quando diedi qualche anno fa l'esame di tradizioni popolari della Sardegna con la professoressa Allecca. Presentai proprio un progettino sui menhir o gli astrini dove allegai i racconti di alcune donne che l'avevano fatto proprio il rituale di fertilità. Si portavano le sposine proprio in un rituale propiziatorio per avere dei figli. Però
quando c'è la religiosità non parliamo più sì. di archeologia, quindi Esatto. torniamo proprio a È un bomba. tempo troppo arcano perché non ci Sì, sì, sono sì, elementi scritti, quindi si può solo ipotizzare. Poi sì, sì. ultimamente si sta pensando anche alla archeastronomia, alcuni stanno facendo studi in tal senso. Comunque ho letto anche che i menhir potevano essere anche le sepolture di antichi guerrieri o di personaggi illustri di di quel popolo, di quel villaggio, oppure che mostrassero il cammino verso un luogo religioso o un luogo dove si facevano delle funzioni funebri. Quindi diciamo che ci sono tantissime ipotesi, anche se la più, diciamo, dichiarata è quella della fertilità, perché in un periodo così lontano oh, eh, anche adesso dovrebbe essere la priorità avere, avere il terreno non inquinato, le acque non inquinate, anche se adesso sembra un optional, ma noi viviamo grazie a quello. Certo. Allora, apro un paio di parentesi. La prima per rispondere a Pasquale che qualche domanda fa mi ha chiesto è possibile che il terreno dove si trovano questi menhir possa essere trattorato senza alcun criterio, anche se si sta attenti a non toccare le pietre sollevate? Sono terreni privati, quindi gli agricoltori quando ci va bene non li spostano per portarli nei muretti, perché a volte i menhir li troviamo nei muretti a secco. No, non c'è, sono terreni privati, quindi certo il proprietario sta attento, insomma, la percezione di questi beni archeologici ce l'abbiamo da pochi decenni. Un tempo erano ingombranti e si cercava addirittura di eliminarli, adesso invece li prendono con gli escavatori e se li portano nelle villette. Non è Insomma, neanche colpa loro, perché prima non c'era la cultura. non c'era la cultura, certamente. Pensavano, cioè a loro serviva per sopravvivere quel terreno, quindi non è che pensassero tantissimo all'importanza che in realtà hanno. Certo. Allora, poi c'era all'interno delle coppelle si è rinvenuto qualche reperto particolare. Allora, io faccio riferimento al sito di Monte d'Accoddi, dove c'è un bellissimo menhir proprio vicino alla rampa. Lì sono state trovate tantissime gusci di conchiglie, quindi sicuramente c'era un'offerta legata in qualche modo insomma, ai gusci, si offrivano come se fossero cibo per le divinità, non lo so, un'offerta votiva legata appunto a questi animali. Invece per quanto riguarda questi animali, questi molluschi, scusate, dopo un'ora sto cominciando a vaneggiare anch'io. Invece per quanto riguarda la funzione dei menhir, ricordo una conferenza che fece un archeologo, mi sembra della Corsica, però non ricordo il nome, forse è Lanfranchi. Lui disse in questa conferenza che in tutti i suoi studi, 30 anni di studi, lui ha conosciuto solo 2 tipi di menhir. Ha fatto un'estrema sintesi dei suoi studi di decennali e ha detto ci sono i menhir scolpiti e i menhir non scolpiti. Lui li chiama menhir brutti. Questi menhir poi possono avere a loro volta diverse funzioni, c'è il menhir poi scolpito con forme di guerriero, però lui parlava prevalentemente dei menhir più interessanti, che erano quelli brutti, e si trovavano nelle vie di transumanza, segnalavano le comunità, quindi Sì. se c'era un villaggio più importante di un altro aveva il suo menhir un pochettino più grande. E poi anche l'orientamento astronomico. Abbiamo gli allineamenti dei menhir, mi viene in mente quelli di Carnac, di Kermario, quelli insomma della francesi, sono disposti secondo gli assi, forse per segnare il tempo che passa, segnare i movimenti degli astri, segnare i solstizi ed equinozi. Quindi nella grande gruppo dei menhir possiamo avere diversi tipi di utilizzo. Non dobbiamo pensare che tutti i menhir servivano per uno scopo. Erano dei segni portati dall'uomo per umanizzare le loro divinità, per renderle a portata di mano. Vabbè, Pasquale dice li usavano come portacenere. Vabbè, Pasquale. Qualcuno, quando io avevo fatto il post,
mi aveva scritto che in estate purtroppo Li troviamo pieni di cicche. ha Certo. utilizzato così, nonostante il comune abbia proprio messo il cartello spiegando esattamente che cosa fosse. Magari diciamo che mettere un piccolo recinto intorno con dei paletti sarebbe un pochettino più Ma utile. chi vuole rispettarlo lo rispetta a prescindere, chi salterebbe anche quello, perché davvero c'è proprio il cartellone bellino, tutto scritto, la storia di come è stato ritrovato, eccetera, eccetera. Ed è molto bello anche da vedere. Io ho visto anche qualche incisione, non so se è incisione da ruspa o se significava qualcosa, non lo so. C'è una bellissima interpretazione di Tiziana, che saluto naturalmente, lei partecipa sempre in queste trasmissioni. Allora, Tiziana dice: le coppelle di Santa Maria Navarrese nell'altare sono 11 e riproducono la costellazione del pavone. Se si guardano dall'alto, riproducono con le loro scanalature il disegno degli occhi del pavone che ha nella coda. Ecco, Tiziana ci porta sempre delle osservazioni interessanti. Potrebbe anche essere, tutto può essere. Sì, in effetti abbiamo detto che insomma, erano legati anche alle costellazioni, certo. Esatto. Infatti sono studi che stanno facendo adesso, perché comunque uno non si può fermare solo ad un tipo di studio, come infatti io ho elencato e poi tu hai elencato, ci sono tanti tipi di possibilità e quindi meglio, ci avviciniamo sempre di più così alla verità, più si studia e più ne sappiamo. Esatto. E più ci incuriosiamo. Mi piacciono le persone curiose perché sono quelle che poi portano le novità nel nostro mondo. Bene, Natalia, ci hai regalato un viaggio meraviglioso nella preistoria, perché abbiamo parlato di siti millenari proprio. Io ti ringrazio di aver accettato l'invito, è sempre interessante poi leggerti, ricordo a tutti che sei presente sui media, sui social, su Facebook, io leggo sempre i tuoi racconti, perché riesci a trasmetterci le emozioni che provi quando vai a visitarli in prima persona. Quando E riesci a descrivere. emozionata. Quando scrivo sono molto emozionata. Qua sono Sì, molto sì. emozionata perché ho paura di sbagliare qualcosa, spero di averlo trasmesso lo stesso, però sono stata davvero benissimo. Mi fa piacere. Bene, allora io saluto tutti i nostri ascoltatori, naturalmente saluto Natalia che ci ha tenuto compagnia con questi bei racconti. Venerdì prossimo naturalmente non andremo in trasmissione con un Ebu perché è venerdì santo, quindi lo lasciamo ai rituali cristiani. Noi generalmente parliamo di rituali pagani, però ciò non toglie insomma che siamo tutti cristiani, quindi alla fine partecipiamo al venerdì santo. Riprenderemo invece il venerdì successivo, ci sarà l'archeologo Giacomo Paglietti che ci racconterà un pezzettino dei suoi lavori, poi ci saranno delle sorprese a fine aprile e inizio maggio perché ho trovato dei relatori molto interessanti e quindi ci sarà questa sorpresa. Adesso tra l'altro iniziamo le gite, finalmente il tempo si è messo bene, quindi con il nostro gruppo Onebu e anche qualche amico che si unisce ospitato dai soci Onebu andiamo a visitare un pochettino i territori più interessanti che abbiamo in Sardegna, anche se meriterebbero tutti una visita, però noi non andiamo nelle coste, noi andiamo nell'interno, quindi a breve andremo a Fonni a vedere Sarquisforros, insomma tutti quei siti, Gremano. Va bene, allora un caro saluto a tutti, grazie per essere stati con noi e mandiamo la nostra sigla. Un caro saluto a tutti, arrivederci e buon fine settimana. Arrivederci.